Era destino che dovevamo vincerla. Abbiamo battuto una grande squadra perché il Vittoria, lo sappiamo tutti, imbattuta dall'inizio dell'anno, non aveva perso una partita. Siamo stati bravi, anche un po' fortunati all'ultimo sul 2-1, però si sa, il calcio è questo e credo che abbiamo meritato di vincere. Nessuno ci ha regalato nulla. Vuol dire la vittoria del gruppo, vuol dire i sacrifici, alla fine vengono ripagati. Oggi è stata veramente una grande giornata di sport, siamo molto contenti come potrai ben vedere. Significa che alla fine se lavori bene, se programmi bene, anche con seppur un pizzico di fortuna, i risultati li raggiungi. Noi abbiamo avuto nel nostro cammino delle difficoltà legate a dei piccoli infortuni che in alcune circostanze ci hanno frenato, ma noi sappiamo il valore della nostra squadra. Oggi, come hai detto tu all'inizio, mancavano 4 squalificati e io aggiungerei due infortunati settimanali, proprio di questa settimana. E quindi non so se ce l'aspettavamo, però eravamo convinti di poter vincere qualcosa. Nel 2018 ho perso un campionato ultima giornata al 95esimo e quindi esiste il karma e oggi mi prendo quello che mi era stato tolto 6 anni fa, 5 anni fa, 7 anni fa, insomma. Intanto godiamoci questa festa e poi con la società in settimana ci incontreremo, vedremo un po' il da farsi, se dobbiamo continuare assieme, come dobbiamo insomma programmare il futuro. Rimaniamo con i piedi per terra perché ricordiamoci che San Vito non aveva mai fatto eccellenza. E come sappiamo l'eccellenza è un campionato tosto, duro, l'ha dimostrato oggi il Vittoria, che secondo me in eccellenza fa la sua egregia figura. Quindi dai, godiamoci questa festa, poi all'eccellenza ci pensiamo un po' più in là. È tutto merito anche del gruppo, abbiamo costruito un organico non semplice perché l'età media è abbastanza bassa e questo è frutto di tutti i sacrifici che abbiamo fatto da agosto. Io sono un sanvirese doc e credo in questo progetto, credo in questa squadra, credo in questo paese e voglio andare avanti con il paese e voglio cercare di dare un segnale positivo ai miei compagni e portare, diciamo, delle soddisfazioni anche a casa. Spero che tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno, a parte che già i frutti sono venuti a galla, però vogliamo andare avanti e vogliamo fare sognare altra gente. L'abbiamo presa molto alla leggera, però nonostante ciò ci siamo allenati ogni giorno, giornalmente. Quindi diciamo con la testa eravamo là, però sai, abbiamo affrontato una squadra, una corazzata come Vittoria molto organizzata e con dell'organico molto importante. Rispetto a noi sulla carta erano molto più forti, però sai come il pallone è rotondo, vince chi mette più cuore in campo. E ho avuto poco spazio in campionato quest'anno e ho sofferto tantissimo perché, ripeto, avendo poco spazio e non giocando, diciamo, giocando una partita al mese, non è facile tenere il ritmo in campo. Però nonostante ciò ho voluto andare avanti, ho voluto seguire i miei ragazzi, sono come una famiglia per me perché sono dei ragazzi fantastici, non potevo andare via, si meritavano questo e altro. Sapevamo che incontravamo una squadra molto attrezzata, una squadra che veniva da una vittoria nel campionato, soprattutto la mia ex squadra, però noi nonostante tutto il gruppo è fantastico. Nonostante i 4 squalificati e più i 2 infortunati siamo riusciti a portarci la Coppa a casa. Non è che non ce l'aspettavamo, però ce la siamo giocata fino alla fine. Fortunatamente siamo riusciti a portarci la Coppa a casa. Ho lasciato un grande segno pure a Vittoria. Si vede da qui che mi vogliono bene, che lascio sempre qualcosa di importante e di buono alle persone. Non lo so, di questo discorso ne devo parlare con la società e con il mister e per il prossimo anno poi si vedrà. Al di là degli infortunati, dei squalificati, ci siamo dati una mano tutti, sapevamo che dovevamo vincere anche per quelli che comunque oggi mancavano e fortunatamente quando tutti ci credevano morti anche a fine primo tempo abbiamo svoltato la partita e meritatamente l'abbiamo vinta. Ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo arrivati qua e abbiamo vinto contro tutto e tutti. Non parlo meglio.
bella partita veramente. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, anche se era partita un po' male, però sapevamo che avevamo delle potenzialità. E quindi sono emozionato, non ho più parole veramente. Sapevamo che incontravamo una squadra forte e noi già eravamo anche rimaneggiati perché avevamo 4-6 assenze pesanti, però ringraziando a noi, al gruppo e tutti ce l'abbiamo fatta. Un'emozione unica, oserei dire rara, perché sapevamo, come ha detto il Presidente, di affrontare una squadra assolutamente blasonata, quindi di altissimo livello. In realtà non voglio fare l'ipocrita, non ci credevo, per cui quando abbiamo fatto il gol del pareggio, ecco, mi sono svegliato un pochettino dal sogno e quindi diciamo che mi sono svegliato con un sorriso, come dire, acceso, e quindi devo fare i complimenti ai ragazzi, alla società, al mister, ma soprattutto a quei ragazzi che hanno creduto sin dal primo minuto, andando dietro ad ogni pallone come dei matti, e hanno portato una coppa storica per il nostro amato paese che è San Vito Lo Capo. E quindi grazie a tutti i ragazzi, a tutta la società, al Presidente. Non posso che racchiudere una sola parola: grazie. Ma il mister lo sa, dovevamo finire appunto la Coppa Italia e poi dovevamo appunto sederci per capire un pochettino di programmare. Per quanto mi riguarda ho già l'ok da parte del Presidente nel continuare con il nostro mister, che merita, non solo per i risultati messi sul campo, ma anche per la persona e il valore che ha trasmesso sin dal primo giorno che ha iniziato il suo percorso a San Vito Lo Capo.